Signori e signori, buonasera, buongiorno. Parliamo da Vicenza e da Croatian Isole Sparse Renato De Paoli. Oggi è lunedì 20 settembre 2010. La giornata di oggi va ad incominciare con la ricorrenza del 20 settembre, la breccia di Porta Pia in Fausto Giorno che riportò anche Roma dentro in questa Italia. Ma passiamo alle notizie da Google News. Allora, un'altra lite tra i medici a Messina, neonato in coma. Questo lo dice l'ANSA 18 minuti fa a Messina. 2 cadaveri invece in un canale sul Garda. Uomo e donna avevano mani legate. I cadaveri di 2 persone, un uomo e una donna, sono stati recuperati dai carabinieri peschieri del Garda nel Veronese. I 2 corpi, entrambi con le mani legate e la testa in un sacchetto, si trovavano nel canale di mezzo. Lo dice il TGcom 2 ore fa. Vediamo un po' di approfondire la notizia. Allora, il secondo cadavere era a 150 metri dal luogo di ritrovamento ed è stato avvistato all'alba di lunedì. Anche la seconda vittima era stata legata e avvolta nel celofan. I 2 non sono ancora stati identificati. 2 inservienti del bar centrale, mentre stavano lavorando lungo un canale accanto al lago di Garda, detto canale di mezzo, hanno notato che in acqua c'era un grosso pacco. Hanno così dato l'allarme e poco più tardi le forze dell'ordine hanno estratto dall'acqua il cadavere dell'uomo, con le mani e i piedi legati e il capo incappucciato da un sacchetto di celofan. Il corpo avvolto in un grande cartone. Si tratta di un rudimentale bara che non lascia dubbi agli inquirenti. Per ora il mistero su quanto accaduto è totale. Secondo i primi accertamenti l'uomo potrebbe avere l'età tra i 70 e i 75 anni. Stavamo pulendo come al solito la piattaforma esterna dalle alghe quando ci siamo accorti di un grosso involucro, sembra un grande pacco, che era rimasto incastrato tra la nostra terrazza e l'argine del canale. Così ha raccontato il momento della agghiacciante scoperta il titolare del bar centrale. Abbiamo capito subito che c'era qualcosa che non andava e abbiamo chiamato i carabinieri. Non è possibile al momento ipotizzare quando il corpo sia stato gettato nell'acqua del canale di mezzo. Gli inservienti che stavano pulendo la piattaforma sul canale hanno riferito che 2 giorni fa avevano lavorato sullo stesso posto e non avevano notato nulla. Ecco, questa è tutta la notizia di TGcom. Ma andiamo avanti, vediamo se c'è qualche notizia più lieta. Le banche francesi multate per 384 milioni di euro. Cosa hanno combinato? Multa record per gli istituti bancari di Francia. Avrebbero imposto ai clienti un costo fisso extra sugli assegni dal 2002 al 2007. Questo lo dice Rai News 24. Poi andiamo a un'altra notizia. ONU, dall'Unione Europea 1 miliardo di aiuti in più per obiettivi del millennio. Bruxelles, lo dice la Henry Kronos, IGN, 28 minuti fa. Bruxelles, 20 settembre, l'Unione Europea offrirà aiuti per 1 miliardo di euro in più per i paesi in via di sviluppo, in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che si apre domani a New York. Lo hanno confermato fonti della Commissione. Per approfondimenti c'è anche Galileo, Euronews e Ticino News.
Passiamo a un'altra notizia. In Germania donna spara e uccide 3 persone. La Stampa 3 ore fa. Follia omicida nel sud della Germania, una donna avvocato, addirittura, 43 anni, a Loresch, al confine con la Svizzera, ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il suo compagno e il figlio di 7 anni. Poi, in preda a un raptus distruttivo, è entrata in una clinica. Gli altri titoli: fa saltare in aria la casa e poi si spara in ospedale. Non so se è la stessa notizia. Sì, credo proprio di sì. Un altro titolo è Germania, follia omicida, donna si spara e uccide 3 persone. Questo è la Picom. Il titolo di prima invece era di liberonews.it. Per approfondire, Repubblica, sabato sera online, Virgilio e Ansa.it. Passiamo all'economia. La Libia è soddisfatta dell'investimento. La banca centrale, lo dice l'Ansa.it 2 ore fa, la banca centrale libica è estremamente soddisfatta dell'investimento su Unicredit. Lo si legge in un comunicato in cui si precisa che l'operazione è di lungo periodo. In particolare la banca centrale della Libia si definisce estremamente soddisfatta. Questo ha particolari ripercussioni anche per noi, che era la nostra vecchia cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, inglobata nell'Unicredit. Vediamo cosa ci prospetterà in futuro questo tema, che è all'ordine del giorno ormai. Andiamo un po' avanti, vediamo l'ENI, rating, agenzie poco significativi. Scaroni, a San Donato milanese, con la Reuters italiana un'ora fa, dice: a Milano 20 settembre i rating emessi dalle agenzie sono poco significativi. A dirlo la D di ENI, l'ENI di Milano quotazioni, Paolo Scaroni, che così ha commentato. Per approfondimenti c'è Borsa Italiana dell'AGI, oppure Agenzia Giornalistica Italia, oppure Virgilio, oppure Agenzia di Stampa ASCA. Siamo a più di metà del nostro giornale. Fincantieri in Liguria, sciopero contro bozza piano industriale. Liberonews.it 8 minuti fa. Spettacoli, Serena Tonon è Miss Maglietta Bagnata 2010, lo dice Zapster 33 minuti fa. Sembra che il Veneto, nella fattispecie la città di Treviso, sia decisa a portarsi a casa premi a tutti i concorsi italiani. Quest'anno da Grande Fratello 10 Miss Maglietta Bagnata 2010, insomma Treviso ha le più belle ragazze. Potete approfondire su Rumors oppure romagnaoggi.it, su Jugo o Piacenza Night. Box office in salita, tante news entry. Ivetta Mordomi, il domino, sentiamo 40 minuti fa cosa dice a Torino. Podio rivoluzionato questo weekend per il box office. Al primo posto entra Mordini di Jenson Freeberg e Aaron Seltzer, con Matt Lanter e Kei Jong. Ha incassato 1.902.000 euro. Il secondo posto si piazza, approfondite. Quanto sta guadagnando il film Mordini? Lo potete leggere su Virgilio. Mordini, la parodia di Thrilling, funziona e vince al box office. Approfondite su affariitaliani.it. Bad Test, Cinecittà e Best Movie.
un movie. Oh, qua abbiamo Loredana Bertè, compie 60 anni, mamma mia, li festeggerà con l'amico Renato Zero TGcom 57 minuti fa. Oltre 6 persone intossicate da cozze, siamo a salute. Garvariate a Torino. Anche un virus all'origine dell'obesità è lo stesso che causa. Bisogna approfondire per saperlo. Fitness per la mente contro l'invecchiamento cerebrale. E queste sono le notizie della salute. Ora risaliamo con le evidenze. Dunque, World Group passa alla Svezia. Ci spiegano weekend infuocate per l'Italia di Capitan Barazzutti contro la Svezia. Ma sono notizie del 16 settembre, quindi risaliamo di tutto punto. C'è un po' di sport da raccontare, il punto sull'Inter, Eto o prima punta e i neroazzurri volano. Invece poi c'è la Serie A, realismo Ficcadenti, obiettivo salvezza. Poi c'è su Virgilio, calcio, Uifalusi, scuse a Messi, non volevo fargli male, nell'incontro di Atletico Madrid-Barcellona, 1-2 per il Barcellona. Torniamo su un'ora fa, l'agenzia Jugo, nuovo analgesico locale evita effetti collaterali, antidolorifico senza effetti collaterali. Invece in arrivo il cellulare Facebook, punto di domanda, lo dice 5 minuti fa Zeus News, il social network sarebbe il lavoro su un proprio telefonino. Facebook smentisce. YouTube Play, biennale video creativi, 4 minuti fa ANSA, c'è anche un italiano fra i finalisti di YouTube Play, biennale di video creativi realizzati da YouTube, Fondazione Salomon R. Guggenheim, nell'ambito di iniziative e collaborazione. Qua va citato anche l'altra collaborazione di YouTube in Live I Day, la vita di un giorno, con Ridley Scott, dove è stato nei finalisti è il sottoscritto Renato De Paoli con Edar Production. Andate nel sito YouTube, nel sito di Life in a Day, e troverete i miei filmati premiati da Ridley Scott. Poi andiamo avanti, torniamo alla politica internazionale. Ahmadinejad difende Carla, gli insulti sono un crimine. Secolo XIX, 29 minuti fa. Boss della 'Ndrangheta ucciso a Reggio Calabria. Domenico Chirico, ritenuto uno dei principali esponenti della cosca Condello, è stato ucciso mentre si trovava nei pressi del lungomare del Rione Gallico a Reggio Calabria. La vittima era cognata del superpentito Paolo Iannò, ma al momento approfondite. Ucciso a Napoli, testimonio contro stupratore di sua figlia. ANSA 26 minuti fa. Dunque risaliamo ancora, abbiamo detto un po' tutto. Grazie se ci avete ascoltato, buona giornata.